www.rosicceria.it. Oggi per la rosticceria siciliana faremo i calzoni al forno mignon. Gli ingredienti sono impasto per la rosticceria, prosciutto, mozzarella per pizza, strutto, semi di sesamo. Le pezzature sono 30 grammi. In alto trovate il link per la ricetta dell'impasto. Adesso spennelliamo con lo strutto la teglia. Mettiamo la carta da forno. Adesso spennelliamo la carta forno. Adesso facciamo il calzone a forno mignon. Mettiamo il prosciutto, la mozzarella per pizza, bagniamo i bordi con l'acqua, lo chiudiamo schiacciando bene. Lo facciamo lievitare per un'oretta. Uniamo il tuorlo con latte. Abbiamo fatto lievitare per un'altra ora. Adesso passiamo il tuorlo con latte sul pezzo di rosticceria prima di infornarlo. Prendiamo i pezzi. Mettiamo il sesamo. Adesso mettiamo in forno a 160 gradi per un quarto d'ora. Il nostro calzone al forno mignon è pronto. Di seguito troverete alcuni link per fare altri pezzi di rosticceria siciliana grandi e mignon.